Non c'era premeditazione, ma un atto legato alla gelosia e alla disperazione per la fine del loro rapporto e la perdita del figlio. Depositata la sentenza che ha portato la Corte d'Assise del Tribunale di Padova a condannare il 14 maggio scorso all'ergastolo Andrea Favaro, 41 anni, ex camionista. È lui, secondo i giudici, responsabile della morte di Giada Zanola, 33 anni, la ex compagna, la madre di suo figlio, gettata dal cavalcavia della A4 nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2024, a poca distanza dall'abitazione della coppia. Giorni difficili, di litigi, quelli che avrebbero portato al gesto per i giudici che hanno escluso sia l'ipotesi dell'incidente che quella del suicidio di Giada, a cui, contro la sua volontà, erano state somministrate delle benzodiazepine. Da circa un mese è al lavoro sul ricorso in appello il nuovo legale di Andrea Favero, l'avvocato trevigiano Fabio Crea. Leggendo le motivazioni credo che vi siano delle diverse lacune, che peraltro avevo riscontrato anche leggendo la fase delle indagini come lacune investigative. Tre punti da chiarire, secondo il legale, la ricostruzione delle fasi in cui il corpo di Giada è stato gettato dal cavalcavia. Un po' troppo frettolosamente, a mio giudizio, si è dato atto di una sorta di facilità con cui il Favero avrebbe potuto sollevare il corpo della povera signora Giada e gettarlo all'autostrada, senza tener conto, o meglio, tenendo conto dell'altezza importante della barriera del cavalcavia, ma avendo dotato il Favero di capacità tali da poter facilmente sollevare il corpo, alzarsi oltre 1,70 m dalla barriera e gettare il corpo. A questo va aggiunta anche la posizione dell'auto di Andrea Favero, continua Crea. Tutti questi elementi che costituiscono elementi nella ricostruzione dinamica precedente, o meglio funzionale alla realizzazione di quello che nell'ipotesi di accusa è stato il getto del corpo di Giada dalla barriera del cavalcavia, è stato molto, per certi aspetti, banalizzato, peraltro in maniera troppo superficiale, non valutato. Andrea Favero e il suo avvocato ha ribadito di aver lasciato Giada Zanola viva sul cavalcavia, da qui il lavoro in vista del processo d'appello. Si riparte da lì, da alcune lacune investigative che nel corso del dibattimento non sono state sufficientemente attenzionate da parte della Corte d'Assise e soprattutto da quella che è la ricostruzione dinamica, oltre che dati fattuali, e cioè la assoluta difficoltà di una persona di sollevare il corpo di un'altra e sollevarlo oltre 1,70 m su una barriera.